3. I pilastri su cui si basa il piano di rilancio nel settore dell'agroalimentare e della pesca, duramente colpiti durante il lockdown. Sono stati illustrati dall'assessore regionale PAN durante il punto stampa del presidente Zaia. Si tratta di un fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, fondi di rotazione per 14 milioni e mezzo e 131 milioni a fondo perduto. Io penso che comunque i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di debitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità. Un'attenzione particolare sarà per le 164 attività agricole della zona di Vo, le prime a essere penalizzate. Noi, tra le rimodulazioni dei nostri fondi che vanno tra fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondo perduto, noi investiremo circa 170 milioni sul settore primario e sul settore della pesca, e nei 23 milioni della rimodulazione del piano di sviluppo rurale con il cambiamento del regolamento europeo faremo una misura fino a 7.000 euro, appunto, sia per tutti gli agricoltori della zona rossa, che sono stati chiusi per primi e quindi hanno subito grandi perdite, ma anche per circa 15.000 imprese del nostro Veneto. In che modo si potrà usufruire di questo aiuto? Bisogna intanto essere imprenditori a titolo principale e avere comunque un'iscrizione con un fascicolo aziendale in Avepa, come ben noi sappiamo, e quindi ci sarà una domanda molto semplificata. E tra l'altro abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. E ancora una volta il settore cerca di rialzarsi. Noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro.